Buongiorno a tutti ragazzi, come avevo detto, questo weekend sarà molto brutto a nord, però sarà molto bello per noi, diciamo, del sud. In effetti, nonostante si sia superata già la metà di ottobre, le temperature, ragazzi, qua perlomeno a sud faticano a rientrare nella norma. Anzi, nei prossimi giorni, quindi in questo weekend, quindi a partire da proprio da oggi, quindi da venerdì, torneremo a parlare di caldo fuori stagione e quindi si prepara un nuovo ruggito africano. Quindi ci saranno punte massime anche di 32 gradi, ragazzi. Quindi, come avevo detto io tante volte che scherzavo con voi, vado a mare, è vera sta cosa, in effetti lo dice anche il meteo. Quindi l'Italia sarà spaccata proprio in due come avevo detto ieri. A nord pioverà, farà freddo, mentre dalla Toscana in giù, ragazzi, farà davvero caldo. Quindi ci sarà un'area di alta pressione nordafricana che verrà alimentata da venti caldi di scirocco, quindi richiamati proprio dalla depressione iberica. Quindi a nord, ragazzi, oramai la stanno condannati col freddo e la pioggia, qua stiamo condannati proprio col caldo, quindi vado a mare domenica, ragazzi. Quindi soprattutto a sud e diciamo, sulle isole maggiori, quindi ci saranno temperature, diciamo, a Roma più sui 26-27 gradi, al sud in Campania 28-29 e addirittura 32 gradi in Sardegna e in Sicilia. Come sempre, ragazzi, è una maledizione che noi abbiamo noi del sud, specialmente tra dalla Campania, Sicilia, Sardegna, proprio questa è una maledizione, non ci sta nulla da fare. La gente dice che qua stiamo in Africa e tengono ragione forse, quindi dalla Toscana in giù, ragazzi, sarà decisamente estate, invece dalla Toscana in su sarà tipicamente invernale. Quindi diciamo che la previsione che ho fatto ieri per il weekend è esatta in effetti, quindi si vede proprio sul meteo dalla Toscana in giù, ruggito africano, sopra invece pioggia e freddo, quindi è proprio come non divisa perché in effetti dalla Toscana in giù è molto più del, diciamo, solo proprio il nord-nord è, diciamo, colpito dal freddo e dalla pioggia. Poi dalla Toscana in sotto fino alla Sicilia, Sardegna, punte di 32 gradi addirittura, che si verificheranno sicuramente tra la Sardegna e la Sicilia mentre sul resto dell'Italia, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, 27-28 gradi come in questi giorni, quindi non cambia nulla in effetti. Quindi avevo detto bene, me ne vado a mare. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, quindi noi andiamo a mare, ragazzi, voi chiudetevi a casa come al solito, che fa freddo, accendete dei morifoni. No, io domani prendo asciugamano, ombrello o un ombrellone. Non ombrello, ombrello lo prendete voi ragazzi domani. E vado a mare io domani. Domani faccio la diretta dalla spiaggia, quindi immaginate la diretta io dalla spiaggia e voi con il gommone, tipo avvocatella col gommone che sta sull'acqua. Vabbè, scherzo ragazzi, ci sentiamo dopo e buona giornata a tutti.